Ancora una volta Leonardo Pavoletti all'ultimo secondo, che salva il Cagliari e salva Claudio Ranieri. Rimonta incredibile, una favola quello che abbiamo vissuto ieri, una favola proprio da raccontare, perché non poteva finire così. La storia d'amore tra il Cagliari e Claudio Ranieri. Sotto i 3-0 stadio Monturito, 60 minuti veramente bruttissimi, formazione iniziale sbagliata dal nostro mister, questo bisogna dirlo. Stiamo prendendo 3-0 contro il Frosinone, la difesa che balla, ci gira tutto storto, Mancuso che sbaglia il rigore, Nandez che si fa male, insomma, sembra di quelle domeniche da dimenticare e sembra forse la fine di un ciclo, la fine della storia tra Claudio Ranieri e il Cagliari, ma io ragazzi credo al lieto fine e credo anche a un destino che toglie e che in un certo qual modo ti dà, perché voglio tornare a un paio d'anni fa, al 20 febbraio 2011, quando Ranieri era allenatore della Roma, è la seconda stagione dopo la prima, sappiamo tutti come è andata via, un secondo posto clamoroso con uno scudetto perso nelle ultime giornate. Ranieri sta giocando è in crisi, sta giocando al Genova a Marassi e sta vincendo 3-0 e succede quello che è successo ieri. Ranieri viene rimontato, la Roma perderà 4-3 quella partita e il giorno dopo Claudio Ranieri rassegnerà le sue dimissioni da allenatore della Roma e finirà questo rapporto. Torniamo a quello che è successo ieri, ragazzi, perché ho detto a volte il destino dà e il destino toglie. Voglio pensare che ci sia un lieto fine, voglio pensare che Ranieri lasci la panchina del Cagliari salvando questa squadra, non così. E Ranieri si affida a Pavoletti, guardate la provvidenza, l'uomo che ci ha portato in Serie A all'ultimo secondo, Pavoletti viene scelto e fa un qualcosa di straordinario, insomma la vinciamo 4-3. Voglio chiudere gli occhi e pensare che siamo la prima squadra, dal 70° in poi, sotto i 0-3, a ribaltare la sfida 4-3. Conosco ragazzi dei problemi che ci sono, ma per una notte ragazzi, per un giorno, fatemi sognare e fatemi dire che ancora una volta Claudio Ranieri e il Cagliari hanno scritto una pagina bellissima di questo sport. I problemi ci sono, c'è tempo sicuramente per salvarsi, però lasciamoci trasportare dalle emozioni e goderci l'ennesima favola.